La prima uscita ha prodotto la Carta di Genova sull'immigrazione, la seconda, a Milano, le osservazioni sull'assetto istituzionale del nostro paese e del rapporto Stato-Regioni. Oggi a Treviso, terza uscita dei tre tenori, un documento con una proposta di legge di stabilità che aiuti imprese e cittadini a uscire dalla crisi. Giornalizziamo il debito pubblico, applicate i costi standard sulla sanità, ma non solo, fate in modo che tutti siano virtuosi, basta gli sprechi, insomma ci sono tutta una serie di punti che si possono tradurre obiettivamente in azioni in legge di stabilità che ci permettono di essere di più padroni a casa nostra. A casa mia questo si chiama programma di governo. Zaia, Toti e Maroni sono scesi in campo, gli unici nel centrodestra a far qualcosa di concreto, ed ora anche Renzi inizia a temerli. I vertici trilaterali tra Veneto, Lombardia e Liguria non servono altro che a preparare la strada per la discesa in campo di uno dei tre, oppure di tutti. E in effetti la storia ci ha insegnato che i triumvirati possono funzionare. 3 contro 1 a questo punto, perché no? Alla faccia di De Coubertin, l'importante è vincere. Ed è inutile che i diretti interessati si ostinino a dire il contrario e smentire. Per il popolo del centrodestra, che da dopo Berlusconi è alla ricerca spasmodica di leader, è arrivata forse la svolta.